La chiamata alla centrale del SUAM 118 di Treviso è arrivata intorno a mezzanotte. La richiesta era di poter trasferire dall'ospedale di Belluno al Cafoncello una donna accolta da emorragie cerebrali in condizioni critiche. La paziente, 68enne, è stata prima stabilizzata a Belluno, poi l'equipaggio composto da pilota, copilota, medico, anestesista e infermiere è decollato. Primo intervento con volo notturno ieri sera per l'elicottero del SUAM 118 della regione del Veneto. All'arrivo nel nosocomio trevigiano la paziente è stata subito trasferita in terapia intensiva, dove è tuttora ricoverata. Il volo notturno dell'elisoccorso è attivo nel Veneto da 3 giorni, di base appunto a Treviso. La programmazione regionale ha previsto il servizio di volo notturno con base a Pieve di Cadore al servizio delle ULS 1, 2, 3 e 4. Poiché la realizzazione dell'eliporto dell'ospedale a Pieve di Cadore non è conclusa e nel bellunese non sono presenti altre strutture conformi alle normative aeronautiche che disciplinano il volo notturno, per non dilazionare ulteriormente l'avvio del servizio, l'attività è stata assegnata temporaneamente all'ULSS 2 Trevigiana.